Agrigento alla vigilia dell'Immacolata e dell'avvento delle feste natalizie, umori e prospettive. Le interviste del videogiornale nel centro cittadino. Irene Milisenda. Manca qualche giorno all'arrivo del Natale. Il periodo delle feste natalizie da sempre è stato il simbolo dell'unione familiare, dello stare insieme, del tempo da trascorrere serenamente, buttandosi alle spalle problemi e le tensioni. Questa tradizione, per contenuto, rimarrà sempre la stessa. E se la crisi affligge ancora, come forse più di prima, sotto l'albero ci sono più preoccupazioni che doni. Prima della crisi ci si preparava ad accogliere alla festa. Molte famiglie si riversavano nei negozi alla ricerca dei regali per i propri familiari e per acquistare gli addobbi che adornassero abbondantemente la casa per un lussuoso salotto natalizio. E poi le file chilometriche alle casse dei supermercati, dove carrelli stracolmi avrebbero dato vita ai pranzi eccellenti. E oggi, ad un mese dall'attesa festività, che prospettive ci sono? Speriamo che tutto va bene con le cose che succedono. Preparativi, regali di Natale? Ci stiamo organizzando. Prospettive di serenità per le famiglie. È l'unica cosa che forse in questo momento ci resta e penso che dia un po' di consolazione anche a quelle bisognose famiglie. Bisogna essere un pochettino parsimoniosi e guardare anche a chi sta peggio di noi. Vi auguro a tutti un buon Natale. Auguriamoci che siano prospettive molto rosee. Pranzo di Natale, regali? Tradizionale, regali poco o niente. Sono sicuro che ci limiteremo proprio all'indispensabile. Si spera la serenità innanzitutto, che è importantissima oggi come oggi, e poi per il resto un po' di speranze per il futuro prossimo del 2016. Spero molto nella pace e nella serenità delle famiglie, perché i tempi sono un pochino tristi. Speriamo bene. Ma ci auguriamo che a un certo punto il buonsenso prevale e la gente viene qua nel centro storico del Viale per godere a un certo punto questa festività natalizia, perché una volta l'anno ne possiamo godere abbastanza bene. Evidentemente la crisi segnerà la scelta dei consumatori nell'adornare questo Natale, ma certamente l'unica cosa che ci si aspetta è avere un po' di serenità e pace.